Arde la fiamma olimpica sul bracciere di Cortina e crescono le aspettative in Veneto per i 20 atleti della nostra regione impegnati nella competizione. Ci conta il presidente regionale del CONI, Dino Ponchio, di ritorno dalle grandi emozioni della cerimonia inaugurale a Milano. Belluno e Asiago, ma in particolare Belluno ha molti rappresentanti. Contiamo di arrivare, speriamo sul podio, ma sicuramente nei piazzamenti d'onore, che per le Olimpiadi vuol dire nei primi 8, nelle specialità del ghiaccio in particolare, che siamo molto molto forti, e nel fondo e nello sci di fondo. Per il resto, diciamo, la parte del leone la fanno naturalmente le province autonome di Bolzano e Trento, che da sole hanno circa quasi 100 partecipanti di nostri atleti. Ma per il CONI territoriale la vera medaglia che si vuole portare a casa dalle Olimpiadi è quella di far sì che anche grazie ai Giochi Olimpici aumenti la pratica dello sport di base per tutti i ragazzi. L'eredità di queste Olimpiadi, a parte gli impianti, a parte anche delle miglioramenti delle strutture, delle strade, eccetera, per arrivare a Cortina, ci porteremo a casa, spero e sono sicuro, grazie ai grandi risultati dei nostri campioni, una che si riaccenda come la fiaccola olimpica e il fuoco sacro della voglia di fare sport, vedendo i nostri campioni vincere e ottenere grandi risultati nei ragazzi e ragazze di tutto il Veneto.